Sarà l'arrivo del vento di primavera, saranno le condizioni ambientali, ma per 15 minuti il Treviso viene messo seriamente in imbarazzo dal San Donà, prima con un guizzo di Spagnolli che si inserisce tra Del Compare e Rossi. Quindi con un tiro di Baiana dalla distanza. Corre il 15°, guardate l'azione che porta Pradella al gol. È un condensato di classe, rapidità, precisione, tutti ingredienti messi da mezza squadra. È molto tempo che gli episodi magari ti penalizzano, e allora ecco che lì mi hanno lasciato tanti punti per strada, perché magari tu metti tanta energia in campo e poi invece un episodio fa la differenza. Il San Donà, che si esprime su buoni livelli, prova subito a rimediare. Ma è ancora un Pasa geniale in fase di rifinitura a servire a De Poli un pallone d'oro. Chi sta giocando meglio? Il Treviso è superiore, comodo. Mi piace la partita. Insomma, così. Troppo fallosa per i miei gusti. Come finirà la partita? Finirà secondo me 2-1 per il San Donà. Anche nella ripresa il derby del Piave conserva ritmi e toni dei primi 45 minuti e tra le varie opportunità da gol segnaliamo questo colpo di testa di Pradella e la staffilata di Baiana. Allora merito doppio ai miei ragazzi che oggi sono stati bravi, eccezionali nell'interpretare bene la partita, anche sul vigore fisico, sul lato del pressing, sul lato del gioco soprattutto. La squadra mi è piaciuta, ci avevano descritto in difficoltà e questa è stata la nostra risposta.